Felici di ospitarvi al Salotto Culturale della Danvinese Art Gallery questo pomeriggio. Grazie di essere sempre con noi. Abbiamo come ospiti oggi Flavia Zanaro. Cara Flavia, benvenuta con noi questa sera, mi fa molto piacere di essere con noi e siamo felici di ospitare sia l'arte sia voi. Benvenuta cara, abbiamo un altro importante ospite, la critica d'arte Barbara Bortotto. Buonasera, buon pomeriggio. Sono onoratissima di presentarla non solamente come amica, perché noi siamo legate anche da un'amicizia, vero Dani? Certo. Tramite appunto il marito, ma anche proprio come critica, perché ho sempre creduto dalla prima volta in cui ho visto una prima icona di Sandro, nelle sue capacità e nella sua unicità nel realizzare questo tipo di arte. Quindi grazie per aver accolto l'invito e speriamo insomma che tu ti possa trovare bene in questo nostro piccolo salotto. Ecco, è importante iniziare secondo noi con questo tema, con l'icona, anche perché non dimentichiamoci che noi, il nostro paese, vanta la collezione di icone russe più importante in Occidente. Ecco, e questo non è da sottovalutare, che magari molti non lo sanno, la collezione appunto Intesa San Paolo a Vicenza. Quindi non soltanto importante per la quantità, è la più grossa proprio per numero di opere raccolte, ma anche per la qualità. Ecco, quindi noi, perché magari alcuni non conoscono questo tipo di arte, noi siamo proprio a livello direi quasi mondiale, veramente molto molto importanti e un modello per quanto riguarda questo tipo di espressione artistica. Grazie, io vi ringrazio, sono molto onorata di essere in questa galleria che è molto importante qui a Mestre e anche molto conosciuta e di far, diciamo, fra virgolette, rivivere le emozioni, tutto quello che sentiva e metteva su questo pennello, su questa tavola di legno, tutta la sua fede, la sua arte, metteva tutto di se stesso e lo faceva con amore, con passione. Era sempre aggiornato con libri, si documentava, ha fatto un corso anche, perché le prime volte, diciamo che a Sandro, le primissime volte, diciamo quando era più giovane, non le piacevano le icone e diceva: ma guarda che hanno questi visi così freddi, statici, ma non mi piacciono. Però è giunta l'occasione che suo fratello, andando in Grecia, ha portato un'icona alla mamma e gli ha fatto una domanda: Sandro, ma sapresti fare un'icona? Insomma, lui al momento così ci ha pensato e poi è scaturito qualcosa nella sua mente, ha cominciato a prendersi il legno, documentarsi perché ci vuole un legno particolare, c'è il cirmolo, l'abete, e però lui interessava più il cirmolo e come legno era un legno un po' anche ricercato, facevo fatica a trovarlo, è molto profumato anche e si andava bene anche a scolpirlo perché tante tavole se le faceva lui con le zeppe e tutto quanto e ha cominciato a dipingerle con olio, a olio. Ma tutto questo per lui non bastava. Allora ha cercato una scuola, cerca e ricerca, ha trovato la scuola a Venezia, San Geremia, ha trovato un bravo maestro, questo si chiama Giovanni Raffa, di Perugia, e doveva fare 3 anni di questo corso assieme ad altri allievi e è andato un momento il maestro, siccome che era molto bravo in disegno, bravissimo, allora è anche come posare l'oro, era bravo. Comunque si trovano a un dato momento, fine scuola, e dice: ma il primo corso, ma senti Sandro, tu hai fatto delle scuole d'arte, perché non è possibile, hai una mano felice, ma
fai le cose che veramente tutti mi chiedono e invece tu fai da solo, ti arrangi, fai. Insomma, dice no, guarda, io sono nata da una famiglia povera e mi sono sempre arrangiato, mi è sempre piaciuta la pittura, l'arte. Sono un veneziano doc e le piaceva tutte queste cose, si soffermava sulle vetrine di antiquariato e diceva mamma mia quanto mi piace quel specchio là, ma non ho la possibilità di comprarlo. E allora se li faceva lui. E così da lì è nato che si è perfezionata questa scuola. Invece di fare 3 anni ne ha fatti 2 perché appunto diceva senti sei fuori classe basta così. E così ha cominciato a perfezionarsi, a fare il primo Pantocreato che lui ci teneva, c'era lì nella stanza, vedi quello là è il primo che ho fatto nella scuola, guai che me lo tocca. E così da lì c'è stato un cammino, questo cammino è cresciuto perché le prime volte non era proprio, ma lui aveva un carattere che voleva andare fino alla fine, voleva riuscirci e difatti un po' alla volta è riuscito a fare queste opere qua, Esatto. tutto quanto. Tra l'altro qui hai portato anche altri oggetti oltre alle sì, icone. sì, Beh, io ho avuto il piacere di essere ospitata varie volte a casa vostra Sì. ed è uno scrigno d'arte. Un tesoro. Sì, lo dovresti proprio vedere, Elena, proprio uno perché scrigno. qui appunto ci ha portato alcuni oggetti che sono delle piccole opere d'arte. Cineserie, lui Sì, ci teneva. con sì. questi soggetti orientali, questi Sono vassoi bellissimi. meravigliosi in Ma legno. sono bellissimi, guarda il lavoro. E poi molto molto belli sono per esempio queste cassettine, Che questi eleganza, scrigni, guardate, queste scatole uno scrigno. molto molto belle. Sì. da tenere i ricordi, da Sì, tenere qualcosa sì, per la sì. famiglia. E di questo possiamo dire una cosa personale? Sì, puoi dire. Allora, quando ci siamo incontrati, conosciuti io e Sandro, perché io prima ho conosciuto Sandro e poi tramite Sandro la moglie Flavia, lui che era un signore, classico, quando uno si dice un signore, un gentiluomo, lui. Io ho conosciuto tanti artisti, ma lui mi ha colpito anche molto per la sua Umiltà, sì, umiltà. umanità, ecco. Lui ci siamo conosciuti ad una mostra di arte sacra e così gli ho fatto i complimenti, ma lui era anche proprio molto timido, molto schivo. Sì, riservato, non voleva. Sì, mi aveva chiesto addirittura uno scritto, un commento, le sue opere, ma non è venuto lui direttamente a chiederlo, l'ha fatto tramite un altro suo amico artista. Cioè, e poi mi ho fatto dono appunto di uno scrigno così. Io lo conservo proprio come... Credo. Credo. Non solo per conservare i miei gioielli, ma come gioiello. Come ricordo della persona. Sì, sì, esatto, sì. esatto. Poi in casa sua fa anche, hanno anche dei mobili, Mobili. sempre tutti decorati, Va anche a quelli musei. meravigliosi. Un peccato non Ma averli quelli sono potuti portare, ma quelli instimabili, sono quelli proprio... neanche si discuta, perché Sì. anche qui abbiamo, cara Barbara, infatti al discorso di prima aggiungerei, è vero che è venuto attraverso il fratello questo richiamo alla iconografia, Sì. A ma scoprire c'è questo mondo. sì, ma anche, è vero anche che quando sei maturo, Sì. quando un pittore già è pronto al suo interno di fare una sua missione di sacro e di fare una missione terrena come pittore, di dedicare la sua anima e il resto della vita a qualcosa di sacro, si chiama il richiamo certo. all'evoluzione spirituale individuale di ciascuno. E guarda caso che questo richiamo è venuto attraverso la chiave di fratello. Quindi lui che Sì, prima è vero. non parlava, non diceva, non dimostrava il suo sentimento, la sì, sua sì. fede, si apre di un tratto È così, vero. di un richiamo E poi da non si un'icona ferma che più. lo tiene in Sì, poi mano, non riesce più a ok? Quindi fermarlo. questa non puoi creare il Scattata una sacro molla, affinché cara Barbara non c'è, cara Flavia credo che sia, non c'è, finché non c'è il richiamo, il concesso, il permesso divino,
tu non puoi fare iconografia. Quindi deve corrispondere la tua anima con la tua missione. Hai detto una cosa veramente giusta. Perché non puoi fare, se tu non sei, tu non hai la fede dentro, se tu non sei credente, se tu non credi, tu non puoi fare l'immagine della madre di Dio, tu non puoi fare di un santo, tu non puoi fare l'icona di Gesù, non ce la fai, perché deve essere quel sentimento di fede e di credo che tu lo esprimi e deve fluire quell'energia dentro di te, come lo fluisce. Quindi non puoi mettere un pennello e fare no, finché non c'è il concesso, il permesso, la benedizione, chiamiamolo così, no? L'ora, è arrivato l'ora di esprimersi, ed ecco il perché lui con la sua profondità pittorica si è aperto il suo nucleo, che lì stava emergendo le energie che lui non conosceva prima. No, l'ha scoperto, sì, diciamo è vero quello che è attraverso il fratello, però anche attraverso un'icona, perché non è una parola, un'icona. Gli ha portato un'icona e gli ha fatto una domanda semplice. È vero. Da quell'icona lì che si è aperto, perché ha dovuto avere il contatto con la sacralità. È vero. È dall'icona che nasce l'apertura della porta al suo interiore, dal suo cuore, dalla sua... E l'artista Sandro Stella fa parte di questo patrimonio culturale. E cara Barbara, la domanda che ti farei, cosa mi puoi dire, la tua recensione che voglio sentire dell'iconografia del sacro Mettiamo a te la scelta un'icona. Allora, a me devo dire solo l'imbarazzo della scelta, sì. Allora ti posso dire subito, vado a getto, il soggetto che io preferisco delle icone. Sì. Infatti ne possiedo 3, tutte dello stesso soggetto, la Madonna con il bambino, quindi se dovessi proprio scegliere io partirei da quella. La Madonna col bambino, perché qua troviamo un po' tutto il mondo dell'icona. Qui vediamo che, ecco, che per esempio, che non ci dobbiamo fare ingannare dal soggetto, no? Anche dal titolo, questa si chiama la Madonna della tenerezza, però non ci dobbiamo fare ingannare e pensare di essere davanti per esempio ad una dolce intimità, okay, di questa scena, perché in realtà le icone sono ricche di significato, di simboli, il simbolismo è la base delle icone, quindi anche qui non è da leggerlo come una scena tra mamma e bambino, c'è molto di più, un semplice gesto, una semplice decorazione, un semplice ornamento ha un significato spirituale ben preciso. Vado più nel particolare, la manina del Cristo che tocca il volto della Madonna, l'altra con cui si aggrappa il suo manto, sono un richiamo, un duplice richiamo, da una parte alla passione, quindi la passione di Cristo, e dall'altra alla comunione di Cristo con la Chiesa raffigurata dalla Madonna. La mano destra della Madonna invece significa proprio è il gesto dell'orante, cioè di chi è in preghiera. Sta a significare tutto quel mondo, il mondo della preghiera, della contemplazione, perché ricordiamo le icone nascono e vengono create, vengono fatte proprio per essere utilizzate, sono un tramite, ok? Sono la mia preghiera, attraverso loro arriva la mia preghiera al Santo, al Cristo. Dicevo anche le decorazioni, no? Gli ornamenti. Per esempio, quelle stelle decorate sul manto che si chiama Maforium della Madonna, che sono 3, qui ne vediamo 2. La terza è coperta dal corpo del bambino, rappresentano la verginità, quindi significano la verginità della Madonna. Ancora, perché nelle icone ci sono sempre questi occhi piccoli, queste bocche piccole, sempre chiuse? Perché vanno a indicarmi la contemplazione e il mistero. Ancora, i colori, tutti i colori hanno un significato. Decidere di utilizzare un pigmento piuttosto che un altro, anche qui, significa esprimere, dare un significato spirituale piuttosto che un altro. Per esempio, il mantello della Madonna qui è di un bellissimo porpora.
Dimmi pure, Flavia. Devono stare ai canoni della Chiesa, Certo, non sì. devono mettere un colore che magari il pittore esatto. può decidere, metto verde, metto giallo, no. Devono seguire dei canoni della Chiesa. Certo, secondo la tradizione, sì, proprio millenaria. Dicevo appunto, questo mantello lo possiamo trovare blu, in questo caso è porpora, che indica la regalità, perché la Madonna è anche il regale, no? È simbolo di regalità. Poi anche così, una piccola curiosità, così quando magari vi capiterà di vedere un'icona magari con questo soggetto, e che io osservo sempre, mi piace guardare, per esempio il gioco di sguardi. Ci possono essere varie, qui sì ci sono delle varianti, delle variazioni, o la Madonna che guarda direttamente, ci guarda direttamente, oppure guarda il bambino, ci sono questi scambi. In quelle più antiche guardano tutte, ci guardano, ok? Quindi in quelle più antiche c'è questa, non si guardano fra i soggetti, ma guardano E quindi come riassunto di questo bellissimo approfondimento dell'icona è che sono pieni di segni, significati sì. che devono essere corrisposti ai canoni